Si muovevano nell'area attorno alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, prevalentemente nei pressi del ponte di Calatrava. Le modalità erano sempre le stesse. Fermavano i turisti come fossero dei portabagagli, si appropriavano delle loro valigie senza troppi complimenti e per restituirle pretendevano denaro con un'insistenza che arrivava all'intimidazione se non alla violenza. La polizia ha arrestato 3 uomini tra i 25 e i 50 anni, originari dell'Est Europa e con precedenti di polizia, tutti accusati a vario titolo dei reati di estorsione, tentata estorsione e rapina. Gli episodi di violenza, di prepotenza nei confronti dei turisti da parte di alcuni di questi portieri abusivi si stavano ripetendo e quindi li abbiamo, seguiti bene, abbiamo articolato dei servizi di osservazione, abbiamo costruito le responsabilità e il risultato è arrivato. Ci sono stati episodi di violenza, cioè hanno messo le mani addosso anche alle persone durante le rapine? Sì, non ci sono state lesioni vere e proprie, ma sì, l'aggressività è stata forte in qualche circostanza. Le investigazioni hanno documentato tra febbraio e marzo un'estorsione a 2 turisti israeliani, una rapina ad una giapponese, una tentata estorsione ed una rapina ad altri 2 giapponesi. Noi non siamo riusciti a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione, ma dei collegamenti tra i soggetti sicuramente ci sono. E vivevano appunto in alloggi di fortuna, diciamo così. In alloggi di fortuna, sì. È venuto in flagranza l'arresto, poi sono stati fermati durante... No, non l'abbiamo presi dove vivevano. C'è anche un quarto indagato, gravemente indiziato assieme a uno dei 3 arrestati, di una rapina commessa a bordo di un treno, sempre alla stazione di Venezia, il 24 gennaio. C'è una modalità particolare con cui venivano scelte le vittime, magari quelli più anziani, diciamo soggetti più deboli? Sicuramente queste persone sono, come anche i truffatori, sono bravi ad individuare le vulnerabilità, perché una persona anziana, anche una persona che si muove magari con dei ragazzi, con dei minori, certamente è più esposta e quindi magari cede più agevolmente. Accanto a quello dei borseggiatori, che rimane comunque il più diffuso, quello dei falsi portabagagli non è un fenomeno nuovo nell'area attorno alla stazione di Venezia. Desidero ringraziare la Procura della Repubblica e la Polizia di Stato per questo importante intervento. Estirpare la piaga dalle nostre città dei portabagagli abusivi e violenti è sicuramente una priorità per l'Italia e anche per Venezia. Assicuro in tal senso l'impegno del Comune di Venezia per rafforzare ancora di più la collaborazione del Comune e della Polizia locale con la Procura e la Polizia di Stato.